Il primo vero duello della campagna elettorale di Treviso, stasera al ring il confronto tra il sindaco uscente leghista Conte e il candidato del centro-sinistra Denardi, sullo sfondo le accuse di urla e spintoni a Monigo. Parla Giorgio Cuffaro, il pediatra che per primo ha soccorso a Motta di Livenza il bimbo di 2 anni coinvolto nello schianto frontale tra 2 auto, il piccolo ancora gravissimo a Padova. Incidente sul lavoro a Castelmigno di Resano, un 74enne fratello del titolare di un'azienda agricola è rimasto travolto da un carico di 600 kg di concime trasportato in ospedale con l'elicottero. Vandali al Racket Club del campione di tennis Adriano Panatta a Treviso, imbrattate le strutture sportive, amaro il commento dell'imprenditore pronto a denunciare. Nella sala del commiato di Sant'Abone il funerale laico dell'avvocato ed ex consigliere comunale Domenico Zanatta, l'addio commosso dei colleghi e dei compagni di 5 anni a Palazzo dei 300. 11 aprile, giornata mondiale dedicata alla ricerca del morbo di Parkinson, sottoscritto a Sant'Artemio il manifesto europeo 30 punti per garantire il rispetto e dignità dei malati. Un successo, il trofeo Monte Grappa, i cieli della Pedemontana per questa Pasqua 2023 si sono riempiti di colori ed emozioni, centinaia gli atleti, migliaia le presenze. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera e lo vedete ora in sovraimpressione, un sondaggio di politica, quello qua, scontro Lega, Fratelli d'Italia, più posti per il Meloniani in regione. Se siete d'accordo il sì in verde lo vedete 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo quindi no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata a Ring questa sera e dunque proprio di politica, proprio a Ring ci sarà il primo duello di questa campagna elettorale a partire dalle 21:15, il confronto tra il sindaco uscente leghista Mario Conte e il candidato civico del centro-sinistra Giorgio Denardi, sullo sfondo i presunti fatti di Monigo con il primo cittadino accusato di aver urlato contro Denardi con tanto di spintoni. Finalmente ci si trova a parlare di cose concrete, io spero, perché fino ad oggi, dopo 3 mesi che ho iniziato questa, diciamo, a portare avanti questa gara, non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo, ha sempre evitato tutti i confronti, l'ho anche invitato a bere il caffè ma ancora sto aspettando, per cui ben venga questo incontro. Io non mi devo confrontare con Denardi, io devo raccontare ai cittadini quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che faremo, e la stessa cosa farà Denardi. Spero insomma che ci spieghi qual è la sua visione di città. Se poi insomma il confronto sarà basato sulla polemica o sulla critica, poi sono scelte comunicative. Queste le premesse del primo vero duello della campagna elettorale 2023 a Treviso. Da un lato il sindaco uscente, il leghista Mario Conte, dall'altro Giorgio Denardi, imprenditore digitale civico a capo della coalizione di centrosinistra. Saliranno sul ring di Ferdinando Avarino alle 21:15 in punto. A 3 giorni dall'incontro avuto allo stadio di Monigo è diventato un caso, con il primo cittadino accusato in particolare da Franco Rosi di Treviso Civica di aver urlato contro Denardi spintonandolo. Le versioni restano contrastanti. Severo denunci le parole di Conte nell'edizione del telegiornale di ieri sera, con Denardi che rompe in parte il silenzio. Ho sempre voluto evitare questo argomento perché sono molto avvilito e deluso del comportamento che ho dovuto subire in quell'occasione. In un momento di grande sport non mi sembra il caso di come dire, comportarsi in quel modo, però non voglio aggiungere altro. Quello che è stato scritto io lo confermo, è tutto vero, quindi non aggiungo altro. Credo che citare i carabinieri, le denunce eccetera mi sembra veramente fuori luogo, perché i carabinieri hanno altro da fare. Insomma, io credo che stasera avremo modo di chiarire, spero in diretta nel confronto tra di noi. Ci siamo confrontati su un tema, quello legato allo stadio, dove Denardi vuole far convivere il rugby e calcio. Io no, io ritengo che a Monigo debba rimanere il rugby e al tennis debba rimanere il calcio, però tutto si è limitato a questo. Poi la ricostruzione molto pittoresca da parte di un consigliere comunale, nello specifico Rosi, dove mi accusa addirittura di aver insultato e aggredito il candidato Denardi,
ripeto, è molto fantasiosa, tant'è che nelle ultime ore hanno già ridimensionato l'accaduto e capisco la strumentalizzazione, però francamente è molto eccessiva. Tensione già alle stelle quando manca poco più di un mese all'apertura delle urne. Dallo stadio del rugby al ring il passo è breve. Di quello che spiegano, parlano, illustrano gli altri candidati, lo ascolto certamente con interesse, però sono più concentrato sulla nostra proposta. Berretto un caffè, magari serale. Sì, speriamo di sì e speriamo che ci siano dei toni diciamo di rispetto reciproco, cosa che finora non ho potuto constatare purtroppo. Basta inquinare il dibattito, dice Nicolò Rocco, candidato del terzo polo, concentriamoci sui temi e sui giovani. Spostare il tennis, le risse allo stadio sono veramente un modo per inquinare un dibattito che dovrebbe essere serio. A Treviso abbiamo avuto 66 sforamenti delle PM10, abbiamo un ragazzo su 5 che dichiara di ubriacarsi ogni 2 settimane, abbiamo 5.000 anziani non autosufficienti. Facciamo una cosa seria per Treviso, parliamo di questi temi? Io sono qui con Anita Fachin, che sarà la più giovane candidata al Consiglio Comunale, 18 anni. Facciamo una campagna elettorale pensando a lei e alle persone della sua generazione. E penso che la politica dovrebbe iniziare a relazionarsi con i giovani, e ascoltarli, rispettarli e provare perlomeno a soddisfare le idee che renderebbero Treviso una città di giovani. Leali a Mario Conte, così Flavio Tosi, oggi a Treviso per la prima volta nelle vesti, di nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Tosi che parla anche degli attriti tra Lega e Fratelli d'Italia, normale dialettica elettorale. A Treviso a sostegno di Conte anche Antonio De Poli, presidente dell'UDC. Come ha detto il sindaco, come ha detto Mario Conte, lui sceglierà le persone, perché poi alla fine per governare bene servono persone competenti e esperte. E Forza Italia si mette a disposizione in questo, rispettosa degli equilibri, sapendo insomma che ci sono partiti più forti e partiti meno forti, però noi sappiamo di avere una squadra di persone capaci. Competenza e capacità umane e non solo meri calcoli elettorali. Per la prima volta a Treviso, nelle nuove vesti di coordinatore regionale di Forza Italia, Flavio Tosi ribadisce la linea del partito in vista delle amministrative. Un ruolo di lealtà che ha sempre avuto nei confronti di Mario Conte, doverosa, anche perché è stato e sarà un ottimo sindaco. Quanto agli attriti tra Lega e Fratelli d'Italia, con i meloniani pronti a pesare e chiedere di più, l'ex sindaco di Verona risponde sornione. Poi è in campagna elettorale è una competizione positiva, cioè bisogna correre per far meglio, per vincere il più largamente possibile, e quindi una competizione positiva fra le liste ci sta. E in questa competizione positiva ci sono anche i forzisti trevigiani. Penso che nel fine settimana presenteremo la lista a Treviso, siamo contenti della composizione, liberi professionisti, giovani, tante donne. Le infrastrutture, la rete viaria, le piste ciclabili e tutto quello che concerne lo sviluppo della nostra città, dal centro ai quartieri. Ecco, anche perché la maggior parte della popolazione, come ben sappiamo, è residente nei quartieri. A Treviso, un altro big del centrodestra, Antonio De Poli, l'UDC avrà dei rappresentanti nella lista personale del sindaco uscente. Totale l'appoggio a Conte. Ha amministrato 5 anni bene, ma sono convinto che i prossimi 5 anni per Treviso saranno ancora migliori, e questo è il mio augurio, e per questo motivo noi sosteniamo con convinzione Mario Conte a sindaco e con tutta la coalizione del centrodestra. Siamo alla cronaca, parla Giorgio Cuffaro, il pediatra che per primo ha soccorso a Motta di Livenza il bambino di 2 anni coinvolto nello schianto frontale tra 2 auto, riuscendo a far ripartire il battito. Diciamo che emotivamente sì, era un po' come avere mio figlio tra le mani, ecco. Il dottor Giorgio Cuffaro, pordenonese di 37 anni, è il pediatra che il giorno di Pasqua è arrivato a Motta di Livenza pochi istanti dopo lo schianto in cui è rimasto gravemente ferito un bambino di Caorle di 2 anni. Solo per caso, insieme alla moglie e ai 5 figli, transitava lungo quella strada. Si era scordato il telefono all'ospedale di Conegliano, una delle strutture in cui opera da libero professionista. Quella giornata sono state una serie di coincidenze che per chi ci crede sono state veramente provvidenziali.
Lo smartphone dimenticato, la decisione, tutt'altro che programmata, di andare a passeggiare al mare, la vasta esperienza, malgrado la giovane età, nei pronto soccorso pediatrici, l'ultimo aggiornamento proprio il 25 marzo. Quando è arrivato sul luogo dell'incidente, il bambino era ancora in braccio al papà. Ho fatto le valutazioni del caso e ho avviato la rianimazione cardiopolmonare col massaggio cardiaco e la ventilazione bocca a bocca. E quindi ho proseguito fino effettivamente all'arrivo dell'ambulanza. Il cuore ha ripreso a battere regolarmente, eventualità rara in queste circostanze, anche se le condizioni del piccolo restano gravissime per il violento trauma cranico subito. La famiglia ha contattato in queste ore il pediatra per dirgli grazie. Sì, senz'altro. Ma c'eravamo già intesi col papà lì, sia durante che dopo. Quando il bambino è partito in elicottero verso Padova, il giovane pediatra è risalito in auto dove l'aspettavano la moglie e i figli da 1 a 7 anni e la loro reazione. I bambini abbiamo detto hanno capito quello che hanno capito e mia moglie ha capito un po' di più e insomma l'emozione è enorme. Non sono cose da tutti i giorni, per fortuna. Cuffaro è un pediatra a gettone, figura questa che in base a un recente decreto tra qualche mese sparirà. E anche questa è una coincidenza da sommare alle altre. Nella speranza che il bambino si riprenda, questa vicenda, dice, porta con sé un messaggio importante. Si devono fare questi benedetti corsi di rianimazione. Cioè la popolazione deve essere formata, non deve essere un obbligo per legge per i lavoratori, per gli addetti al primo soccorso aziendale. Cioè non può succedere che un bambino faccia un incidente su una strada statale e nessuno faccia nulla. È inaccettabile. Un altro soffochi con la mozzarella in pizzeria, ma cioè, siamo robe da preistoriche. Questo c'è da dire, secondo me, l'unica conclusione di questa faccenda. Ed ora un intervento dei Vigili del Fuoco di Treviso nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un pannello per gli annunci all'interno della chiesa di Sant'Agnese in Borgo Cavour. All'arrivo sul posto di una squadra del comando di Treviso, il rogo è stato subito spento. L'intervento poi per la messa in sicurezza dell'area è terminato intorno alle 18:10 sul posto, anche il personale della questura per far luce sulle cause. E continuiamo con la cronaca. Incidente sul lavoro questo pomeriggio poco prima delle 15 a Castelmegno di Resana. Un uomo di 74 anni, fratello del titolare, è rimasto ferito durante le operazioni di spostamento di un carico di un sacco di concime da 600 kg che lo ha colpito. È accaduto in un'azienda agricola in via Boschi. L'uomo subito soccorso è stato portato in ospedale con l'elicottero, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della locale stazione, il personale sanitario 118 e gli uomini dello Spisal dell'ULSS 2 che stanno cercando di ricostruire l'incidente sul lavoro. Vandali al Racquet Club di Adriano Panatta a Treviso. Oltre 60 metri di scritta sono comparsi sul pallone che ricopre i campi da tennis. Amaro il commento del campione sportivo e l'imprenditore. Uno ci rimane male perché fa una cosa con tanta passione, poi logicamente spende anche tanti soldi e poi si ritrova queste cose qua che sono solamente vandalismi. Adriano Panatta presenterà denuncia domani ai carabinieri, deciso ad andare fino in fondo, trovare i responsabili del danneggiamento al suo club, il Racquet, inaugurato nemmeno 2 anni fa. Secondo me non bisogna lasciar perdere. In ogni caso metteremo delle telecamere, adesso, già adesso ho provveduto, però sono cose che lasciano l'amaro in bocca, insomma. Ma perché non fanno un'altra cosa? E poi perché vengono a distruggere quello che uno ha fatto? Nemmeno una rivendicazione politica o un atto Novax, come è accaduto di recente a Treviso, ma un graffitto con inchiostro indelebile che per una 60 di metri ricopre il pallone dei campi da tennis. Una struttura con doppia guaina di ultima generazione. Più in là, lato ferrovia, una scritta in nero che ricopre il capannone dei campetti da padel. In quella zona non ci sono telecamere, poche le speranze di acciuffare i vandali. Rimane per l'imprenditore trevigiano un segnale importante, una questione di principio. E se continuiamo che loro possono permettersi di andare in proprietà privata a fare quello che hanno fatto qui, secondo me è sbagliato, molto sbagliato, e secondo me la dovranno pagare. La scoperta stamattina da una sua collaboratrice: il club non ha mai chiuso in questi giorni di festa, né chiuderà per consentire le operazioni di pulizia.
Ed ora una notizia, una vicenda che aveva fatto davvero discutere. Regalò una banana marcia ad un compagno. Ivan Nemer inizia il percorso antirazzista. Il pilone della nazionale italiana e della Benetton Rugby, squalificato per 6 mesi per il gesto, avviato con il supporto della Feder Rugby e della propria franchigia di appartenenza, un percorso con l'associazione Il razzismo è una brutta storia di sensibilizzazione sul tema. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. Festività pasquali da codice rosso per il SUEM 118, numerose le chiamate per malori e incidenti. Il centralino della sala operativa del 118 non ha avuto tregua, numerose le chiamate arrivate sia per malori improvvisi che per persone che avevano bevuto o mangiato troppo, ma anche per diversi incidenti stradali. Una tragedia è avvenuta a Villorba, un 50enne alla guida della sua auto stava transitando lungo la Ponte Bana quando si è sentito male. L'uomo ha avuto il tempo di accostare e chiedere aiuto ad altri automobilisti che immediatamente hanno allertato il 118. Sul posto i sanitari che hanno fatto tutto il possibile per rianimare il 50enne, portato in ospedale colpito da infarto. Il suo cuore ha cessato di battere subito dopo il ricovero. Ad aggiungersi ad una situazione già complicata anche il cambio stagione. Come al solito, quando ci sono le feste, chiaramente le persone si muovono, si spostano e poi in questa stagione, quindi questo cambio di stagione, sono frequenti anche le infezioni gastrointestinali. Ogni anno col cambio di stagione succedono queste cose. L'unica raccomandazione che faccio a tutti in particolare è di stare attenti ovviamente quando si mangiano prodotti freschi, e poi l'altra parte è la guida. L'attenzione alla guida, perché abbiamo avuto in questo fine settimana un aumento di incidenti stradali. Nonostante i controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine, si sono registrati numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali molto gravi. Non solo, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine automobilisti con tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge e con conseguenti sanzioni e ritiri della patente. Sono stati per il SUEM 118 davvero 2 giorni da codice rosso. È scomparsa la notte scorsa nella sua casa a Mogliano Veneto Alessandrina Tamburini, 102 anni, fondatrice e presidente onoraria del gruppo delle vernici professionali San Marco di Marcon, nata a Venezia il 1° marzo del 1921. Tamburini fu tra le prime donne a laurearsi in scienze economiche e commerciali all'Università Ca' Foscari ed iniziò a lavorare nella ditta di commercio di terre colorate del padre nel 1950. Nel 1962 decise di fondare il colorificio San Marco, divenendone 10 anni dopo amministratrice unica. Amici, colleghi e amministratori hanno salutato per l'ultima volta l'avvocato Domenico Zanatta oggi pomeriggio nella sala del commiato a Santabona, scomparso prematuramente per un malore in casa. Una folla di amici ha partecipato al funerale civile alla Sala del Commiato a Santabona per l'ultimo saluto a Domenico Zanatta, avvocato civilista. Scomparso ad appena 49 anni per un malore in casa, lasciando la compagna e la figlioletta di appena 4 anni. Uomo stimato, amante della cultura e della letteratura, oltre che della politica, con uno sguardo sempre rivolto ai più deboli, agli ultimi. In passato era stato consigliere comunale a Treviso nelle fila del PD durante il mandato della giunta Manildo. Domenico ha lasciato un'orma molto profonda in tutti noi e nella comunità, e quindi oltre a lasciare un grande volto però lascia anche un grande esempio. Sopra il feretro la toga, dei tulipani e rose bianche e la foto incorniciata di Domenico con l'amatissima figlia. A volergli rendere omaggio anche il sindaco Conte. L'ho sempre definito un vero e proprio uomo delle istituzioni e quindi credo che da questa prematura scomparsa tutti noi dobbiamo un po' ispirarci a quei valori di una politica vicina alla gente che fa dell'ascolto un credo importante. A parlare anche gli amici di partito. Tutti noi veramente lo ricorderemo con grandissimo affetto. Un abbraccio alla famiglia. Un nuovo lutto colpisce la famiglia Zanatta. Appena 4 anni fa se n'era andato anche il padre Lorenzo, noto sindacalista della CGIL, con il quale Domenico condivideva un legame profondo sul fronte del progressismo. Grazie Domenico
nipote tanto caro, per tutto ciò che mi hai donato. Ed ora un aggiornamento sulla notizia che avevo dato prima, che riguarda l'intervento dei Vigili del Fuoco, l'incendio di un pannello per gli annunci all'interno della chiesa di Sant'Agnese in Borgo Cavour. Sarebbe stato già individuato e denunciato il responsabile soggetto pluripregiudicato e gravato dal foglio di via con divieto di ritorno dal comune di Treviso. Sarebbe un cittadino italiano di 55 anni. Dunque un incendio che era doloso. Ed ora andiamo avanti. Oggi 11 aprile è la giornata mondiale del Parkinson a Treviso all'Auditorium Sant'Artemio, 3 giorni tra mostre e convegni per fare il punto sulla situazione in Veneto e sul panorama nazionale. Sottoscritto il manifesto europeo, 30 punti per garantire rispetto e dignità dei malati. 36.800 persone nella nostra regione risultano affette da malattia di Parkinson, il 52,6% donne e la maggior parte, il 78,3%, con un'età superiore ai 65 anni. La malattia tuttavia è diffusa anche tra gli adulti di età compresa tra i 45 e i 64 anni, il 17,3%, e si associa di frequente ad altre patologie croniche che sono comprese in più del 70% dei casi. Questo secondo i dati del rapporto epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2019. Una delle cose che vogliamo studiare attraverso queste partnership, attraverso la costruzione di questi rapporti di collaborazione e di fiducia, è mettere in piedi un osservatorio che ci faccia capire dove sta andando questa malattia. Oggi giornata mondiale del Parkinson. Qui a Treviso insomma c'è l'evento nazionale proprio perché il Veneto ha saputo nel corso di questi anni costruire un percorso che è partito con le associazioni, col mondo del terzo settore, sicuramente con l'integrazione sociosanitaria tra ospedale e il territorio. Occasione importante perché è stato firmato il manifesto europeo del Parkinson che mira a far luce su ciò che è importante per le persone che vivono con questa malattia e garantire che le loro voci siano ascoltate. Molteplici gli obiettivi. Gli obiettivi di creare sostanzialmente una rete, fare il percorso diagnostico terapeutico, la ricerca che è un'altra cosa importante per riuscire a prevenire la malattia, e poi la formazione da parte dei caregiver, cioè di chi cura le persone, ma anche da parte di medici di famiglia che saranno i primi che dovranno individuare e prevenire ovviamente questa malattia. Una malattia che fa paura. Pazienti e famiglie troppo spesso sono lasciati a se stessi. Anche i medici, ma soprattutto i medici di medicina generale, hanno poche risposte da dare perché i centri di eccellenza ne abbiamo parecchi nel Veneto, ma l'acuzie è un problema, l'inquadramento della patologia è un'altra cosa che si fa abbastanza facilmente e con cure di alto livello, e la gestione quotidiana che invece diventa difficoltosa. Di strada da fare ce n'è ancora molta, bisogna buttare il cuore, ha detto Mario Zappia, presidente Fondazione Limpe, oltre l'ostacolo e ogni giorno raggiungere un obiettivo nuovo. Questa mattina c'è stata anche l'inaugurazione della mostra fotografica parlante Non chiamatemi morbo, con le voci di Claudio Bisi e Lella Costa. Lupi a Tarzo in branco, immortalati dalle fototrappole dei cacciatori. Vi facciamo vedere il video. Il sindaco Boff, consapevole della questione, porterà a Roma la proposta di legge del collega Valdegamberi. Noi abbiamo uno dei branchi più numerosi in tutta la provincia di Treviso che gira sul nostro territorio, ma mai è stato avvistato dalle persone proprio perché è un animale molto schivo, quindi lo vedono con le fototrappole, quando vengono installate le fototrappole, però di fatto è quasi impossibile avvistarlo. Eccola l'immagine raccolta dalla fototrappola. Dopo il branco di cinghiali, nel cuore della notte arriva un branco di lupi, sono in 5. Fototrappole sistemate dai cacciatori per monitorare i movimenti della fauna selvatica. Un tema che presto arriverà a Roma, dove il sindaco Gianangelo Boff, parlamentare, ha intenzione di portare la proposta di legge regionale del collega consigliere leghista Stefano Valdegamberi per il contenimento della proliferazione della fauna selvatica su modello di quella approvata dal Parlamento tedesco. Per evitare poi di arrivare
a politiche spiacevoli di abbattimento che sono sempre brutte da sentire, magari dove questi animali predatori vanno in soprannumero e non hanno un antagonista naturale, che si avvini delle campagne di cattura, di sterilizzazione in modo da contenere il numero, così come prevede anche proprio la proposta fatta dal consigliere Valdegamberi, in modo da evitare poi di arrivare al punto in cui si creino problemi di convivenza tra questi grandi carnivori e poi le attività produttive e anche l'uomo stesso. Controllo per prevenire l'abbattimento, quest'ultimo consentito all'articolo 1, che configura danno grave quando episodi di predazione sono reiterati nello stesso luogo o in un arco di tempo ravvicinato. Un intervento a tutela soprattutto degli allevatori della zona. Non esiste pericolo per l'uomo, conferma il primo cittadino. L'intenzione è quella di tutelare il bestiame di fronte a branchi che popolano le colline del Prosecco. Visita questa mattina del generale di divisione Giuseppe Spina, comandante della Legione Carabinieri Veneto al comando provinciale Carabinieri di Treviso, presenti anche il prefetto di Treviso Sidoti ed il presidente della provincia Marcone, che hanno evidenziato la proficua collaborazione interistituzionale con i carabinieri. Il generale Spina è stato poi ricevuto dal comandante provinciale colonnello Massimo Ribaudo presso la sede di Palazzo Zuccareda, dove ha salutato i carabinieri in servizio nella Marca. A loro l'apprezzamento dell'alto ufficiale per il quotidiano impegno profuso al servizio delle comunità locali, in particolare per alcuni interventi e attività brillantemente concluse di recente che hanno consentito di assicurare alla giustizia gli autori di gravi reati. Un successo il trofeo Montegrappa. I cieli della Pedemontana per questa Pasqua 2023 si sono riempiti di colori ed emozioni, centinaia di atleti, migliaia le presenze. Circa 100.000 presenze all'anno, una stagionalità di 10 mesi, un indotto milionario. Il mondo del volo libero, deltaplani e parapendii è una certezza per i comuni del Grappa, che anche per questo ponte pasquale si sono riempiti di colori ed emozioni. 230 i piloti provenienti da tutta Europa per il classico trofeo, con loro tanti familiari e accompagnatori che hanno soggiornato in zona, da Borso a Romano Dezzelino. A certificare il successo di quello che ormai è definito un fenomeno è Emanuele Reginato del consorzio turistico Vivere il Grappa. Le provenienze sono da quasi tutto il mondo, più di 40 paesi, la maggior parte chiaramente dall'Europa del Nord, Germania, Polonia per prime. Con la Pasqua 2023 la stagione per il volo libero è entrata nel vivo, una disciplina, spiegano gli addetti ai lavori, per tutti. È uno sport che comunque praticano centinaia di persone di tutte le età, senza limitazioni particolari, rispettando le regole. Non è più pericoloso di un qualsiasi altro sport che si pratica all'aria aperta, come potrebbe essere la bicicletta o altri sport, o l'arrampicata per esempio. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. Alla vigilia della cabina di regia domani a Roma, che dirà, si spera, l'ultima parola sulla sede del villaggio olimpico, letter'appello del sindaco di Borca di Cadore al commissario per le infrastrutture olimpiche Sant'Andrea. Si recuperi la colonia del villaggio ex Agip per lasciare un'eredità pubblica. La mia proposta è strettamente legata a quello che rimane dopo le Olimpiadi, non quello che fa le Olimpiadi. L'Olimpiade dura 15 giorni, adesso con le Paralimpiadi dura un mese e dopo è finito tutto. Sulla possibilità di recupero dell'ex villaggio Eni a Borca di Cadore in chiave olimpica, Bortolo Sala non molla la preda e rilancia. Il primo cittadino ha inviato una PEC al commissario per le infrastrutture Milano Cortina 2026 Luigi Valerio Sant'Andrea alla vigilia della cabina di regia convocata per domani a Palazzo Chigi. Da quel tavolo dovrebbe uscire in via definitiva, si spera, la sede del villaggio olimpico, che potrebbe essere Fiammes a Cortina. Ma pur se l'opzione Borca resta complessa, Bortolo Sala ha deciso di inviare comunque tutta la documentazione per il recupero della colonia. L'obiettivo? Valorizzare un patrimonio che oggi è di proprietà privata, ma che con un accordo pubblico-privato consentirebbe di lasciare un'eredità pubblica a disposizione della collettività e dell'intera vallata. Dopo le Olimpiadi ti ritrovi che se hai fatto delle strutture produttive
anche dal punto di vista culturale, eccetera, ti rimangono. Se non hai fatto delle strutture che costano, ti rimangono i costi. La svolta è attesa per domani. La colonia, scrive Sala, mantiene tuttora la possibilità del carico urbanistico originario e la proposta dell'eventuale villaggio olimpico sostenuta dal PD si limiterebbe a recuperare 450 posti. Qualsiasi sia la scelta, però, l'importante è che non si perda tempo prezioso. Dovesse ricadere su Fiammes, l'occupazione di suolo potrebbe durare 1 anno e mezzo, poi via tutto. Ma anche qui l'ex sindaco Gianpietro Ghedina invita a una riflessione. Anziché rimuovere tutto, meglio lasciare qualcosa ad uso foresteria. Sarebbe una risposta a categorie e sindacati che da tempo sollecitano la risoluzione dei problemi abitativi dei lavoratori stagionali a Cortina. 2,5 milioni di euro in 2 anni per promuovere il territorio. Il Consiglio provinciale ha approvato il progetto strategico Grandi Eventi con una manovra finalizzata ad aumentare la visibilità del territorio e promuovere il turismo attraverso iniziative di portata nazionale e internazionale. Il budget deriva dal Fondo Comuni di Confine per 2 milioni di euro, dalla Regione per 500 mila euro e servirà per finanziare le manifestazioni in 4 ambiti: sportivo, culturale, musica, spettacolo, cinema, ricorrenze. Tra gli eventi spicca per importanza il 60° anniversario del Vajont. Sabato prossimo prima visita a Belluno per il Ministro per la Protezione Civile, che farà tappa ai luoghi del Vajont, incontrerà i volontari della Protezione Civile e alle 12 parteciperà al taglio del nastro dell'edizione 2023 della fiera Caccia, Pesca e Natura. Ripartire dalla montagna per una sanità universale pubblica per tutti, un appello lanciato dalla CISL a tutti i portatori di interesse della provincia di Belluno per la costituzione di un tavolo permanente che coordini proposte e provvedimenti in materia di sanità, servizi sociosanitari e salute pubblica. 250 professionisti sanitari e sociosanitari, 150 badanti, una cinquantina di infermieri, 45 medici di medicina generale. Pensate a questi numeri con il segno meno davanti per avere la fotografia della condizione di una provincia che più che altrove amplifica il disagio del vivere in montagna. Una situazione drammatica per la CISL di Belluno Treviso, che oggi sul tema della sanità ha lanciato una proposta. Non abbiamo bisogno di un altro tavolo, abbiamo bisogno del tavolo bellunese per coordinarsi e superare lo scollamento che esiste sul territorio. Un tavolo interistituzionale senza la Regione, convitato di pietra, cui spetta per legge la programmazione della sanità e contro cui la montagna, dalla riorganizzazione delle ULSS in poi, ha puntato il dito. Noi pensiamo che innanzitutto serva una presa di coscienza, di consapevolezza del territorio bellunese, delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, e che i livelli istituzionali agiscano poi nei livelli superiori per portare a termine quei provvedimenti che siano necessari al territorio. Per la CISL, oltre ad avere più medici e personale sanitario, è urgente rafforzare l'assistenza territoriale, rivedere l'organizzazione della medicina generale e pediatrica, mettere in sicurezza gli ospedali, fare realmente case della comunità e ospedali di comunità, difendere le eccellenze di un territorio per il quale devono essere messi in campo tutti gli sforzi per renderlo più attrattivo. Indubbiamente c'è un elemento discriminante, se vogliamo, ed è la carenza di infrastrutture del territorio che rende tutto più difficile, tutto più complicato. Io credo che sia una situazione complessa. Si parla di professioni che si prendono cura delle persone, okay? E quindi credo che mettersi tutti insieme per tentare di trovare una soluzione rendendo più attrattiva la professione e il territorio sia la cosa giusta da fare. Ai cittadini la richiesta di sottoscrivere proposte e obiettivi presenti nel documento è a sostenere con forza la sanità pubblica e universale. Qui servono paletti chiari su quali sono le competenze del pubblico e quali sono le competenze del privato. Meno sanità privata, più sanità pubblica a tutela di tutti. Frattanto è frenetica l'attività della Direzione Generale dell'ULSS Dolomiti per il potenziamento degli organici. Tra le varie convenzioni a supporto delle neurologie di Belluno e Feltre è stata rinnovata quella con l'azienda ospedaliera di Padova. Rispetto al 2022 gli accessi mensili dei medici neurologi saranno 6, ciascuno di 12 ore di attività per rafforzare il personale sanitario dell'ULSS. Ha recentemente assunto un dirigente veterinario, un dirigente medico, un dirigente di neuropsichiatria infantile e infine un dirigente medico psichiatra. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, una nuova perturbazione avanza verso l'Italia, tempo più variabile anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 12 aprile. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, in giornata sarà in prevalenza asciutto. Entro sera però tempo in peggioramento con qualche precipitazione via via più diffusa, localmente anche di moderata intensità nella notte. Temperature stazionarie minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto con occasionali schiarite in giornata. Dalla tarda serata qualche debole pioggia. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto nuvoloso anche qui con graduale aumento delle precipitazioni a partire dalla serata. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 17-19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.